color del piombo. All'arco e tu sei il primo del contorno. Quanto era bello il mare visto dalla riva, con paletta e con secchiello, col motore che lanciava sui bagnanti il dentifricio della turba. Quel mare azzurro che anche per natura ci sfogava i suoi bisogni, e per mancanza di cultura del bagnante non guastava i loro sogni. Era belli, boom, Scooby-Doo, Mobley, Hula Hop, oh yeah, bang bang, Raboda, Roda, Rabodai, Bobba, Raboda, Dai, Roda. La musica, dai, insomma, siamo italiani, ma non solo, la musica è un qualcosa di veramente profondo che ci appartiene, perché la musica è un segno d'armonia, come dire, automatica. La musica ti mette di buon umore, la musica ti fa venire delle emozioni, è traditrice perché ti racconta le emozioni di un altro, di un Mozart piuttosto che di un De Gregori che abbiamo stasera, e tu piangi per motivi incomprensibili, forse piangi perché queste persone toccano delle corde sensibili, per cui la musica in realtà è un bene comune, è un qualcosa che ci riguarda tutti molto più del cinema, della televisione, perché poi sono venuti dopo. Quindi insomma, voglio dire, nelle caverne quando erano tutti nudi, uomini e donne, non era male sotto certi aspetti, cioè la gente faceva della musica, batteva sui tamburi, faceva dei ritmi, si parlava attraverso dei fonemi, quindi in ogni caso è un qualcosa di profondamente nostro, dell'uomo, e quindi è un qualcosa che ti dà gioia, che ti tira fuori un aspetto molto positivo, oppure è lenitivo, perché uno sta male, c'ha un problema, sente le parole di un poeta, di un cantautore che rappresentano benissimo il tuo stato d'animo, e tu improvvisamente diventi più sensibile al tuo problema, o addirittura anche più intelligente, ti aiuta a essere anche più intelligente, comunque molto più recettivo. تستهلك الكثير من البنطلونات وقريبا عليها شراء زوج جديد، فهي نوع الأحذية التي تستهلك بكثرة. لديها زوج على شكل كلب، زوج على شكل أرنب، وزوج آخر على شكل قط أضرم المشاكل في البيت. فالقط الحقيقي كان غيورا لرؤيته حيوانات ملتصقة أبدا بقدمي صاحبته، لذا أكل واحدا منها. من الصعب العثور على بنطوفل لا يشبه بنطوفل آخر. إنها تبحث بشغف يائس عن واحد لها جناح. Avviso di ricerca. Nome Claudine, madre Mathilde, padre Maurice, professione portiera. Usa molte pantofole e dovrà presto ricomprarne un paio. È il tipo di calzature di cui maggiormente si serve. Ne ha un paio a forma di cane e uno come due grandi conigli, un altro a forma di gatto che hanno seminato lo scompiglio nella casa. Il vero gatto era geloso di vedere altri due gatti incollati ai piedi della sua padrona e allora ne ha mangiato uno. È difficile trovare una pantofola che non somiglia a nessun'altra. Lei ne cerca disperatamente una con le ali. Morandi ed Egidia Bruno conducono gli spettatori della Controra all'interno del magico mondo dell'Imbu Teatro. Vuoi spiegarci brevemente in cosa consiste la vostra performance? Dunque, è una performance che si fa in strada, non necessita di silenzio perché lo spettatore, come potete vedere qua, mette degli imbuti alle orecchie che vengono collegati con dei tubi a altri imbuti che teniamo noi in mano. E praticamente narriamo delle storie
attraverso gli imbuti in stereofonia allo spettatore che si siede sulla sedia.